Amici di Gazzetta Regionale, siamo in compagnia di mister Buttaroni al termine di Tor Tre Teste Vigor per Conti. La Vigor passa qui al di Bisceglia. Mister, quanta felicità c'è per aver vinto una partita di questo tipo? L'entusiasmo è infinito perché io penso che questi ragazzi si meritano la felicità che hanno raccolto oggi. È un gruppo che è stato messo insieme ad agosto, non si conosceva nessuno, è un gruppo di ragazzi che ad agosto si sono ritrovati insieme, abbiamo lavorato, abbiamo avuto tante difficoltà perché poi nel corso dell'anno tanti ragazzi sono andati con i più grandi e noi ogni tanto ci siamo trovati decimati. A dicembre abbiamo perso 4 giocatori che comunque per la rosa erano importanti, ma io penso che il plauso più grande, i complimenti più grandi vanno fatti a questi ragazzi che oggi hanno dimostrato il carattere che hanno. Anche chi è entrato benissimo, io sono contento di loro. Zincone è un ragazzo che ha giocato pochissimo. Venerdì, ieri mattina, abbiamo scoperto della squalifica di Bobega all'ultimo secondo. Romano non era disponibile, è andato con i più grandi. Comunque sono due ragazzi che a livello di gruppo contano molto per noi, anche a livello di morale, però chi l'ha sostituiti penso che abbia fatto una partita perfetta e sono contento per loro. Ecco mister, appunto la partita perfetta, non è cominciata benissimo, anzi tutt'altro, loro subito in vantaggio con un gran calcio di punizione, però voi siete stati davvero con carattere, l'avete vinta. Questi siamo noi. Quando abbiamo vinto e ottenuto i playoff contro l'Atletico 2000 all'ultimo secondo con l'ennesima rimonta all'interno dello spogliatoio, qualche ragazzo ha detto che l'abbiamo vinta a modo nostro e anche oggi l'abbiamo vinta a modo nostro, perché il primo tempo abbiamo avuto grossa difficoltà, non riuscivamo a coprire il campo. Al secondo tempo invece siamo stati bravissimi a leggerla, i ragazzi secondo me l'hanno interpretata in maniera perfetta, sono stati calmi, sono stati uniti, compatti, che penso che questa qua è stata la nostra vittoria, il fatto di rimanere uniti e compatti e poi comunque fare 2 gol in un minuto è veramente da grande squadra secondo me a livello mentale. Adesso è il Savio. Ora è il Savio, ce la rigiochiamo. Quando abbiamo fatto la gara d'andata là abbiamo sofferto. Da noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, adesso ce la rigiochiamo con entusiasmo, forse arriviamo un po' più consapevoli dei nostri mezzi. Perfetto mister, grazie mille e complimenti ancora. Grazie a voi.